Truffe, proroghe, ma inevitabilmente anche dei vantaggi. Il filo rosso di questa puntata di Screenshot è il super bonus e oggi abbiamo voluto invitare due esperti nel settore, uno da una parte per cercare di tutelare i consumatori, dall'altra parte chi dal punto di vista politico sta cercando di portare avanti la causa di chi vuole ristrutturare le case. Benvenuti in questa puntata. Allora, dovremmo avere in collegamento con noi via etere, lo possiamo dire proprio così, e i nostri due ospiti, da una parte Luca Sut, parlamentare del Movimento 5 Stelle, vediamo se riusciamo a inquadrarlo bene, perfettamente, a sentirlo. Sut, ecco, e Eccomi, dall'altra mi parte, sentite? Sut la sento benissimo, e dall'altra parte abbiamo Barbara Puschiasis, Buonasera. presidente di Consumatori Attivi. Buonasera. Buonasera a voi, mi sentite? Sentiamo benissimo, perfettamente, quindi Ottimo. bene. Allora, puntata dedicata al super bonus. Allora, io prima di tutto inizierei con Sut per sapere se ci sono delle novità, anche perché ci arrivano tante volte dei messaggi. Oggi è il giorno giusto, perché qualcuno dice al 30 giugno che cosa farò? Ci sarà la proroga per quanto riguarda il super bonus? State lavorando per questo? Vi siete svegliati adesso che, parlo voi parlamentari, non lei Sut. Adesso siamo praticamente a Pasqua, dopodomani è maggio, dopodomani è giugno, sta per scadere il termine, no, del super bonus. A che punto siamo? Non vorrei dire che ci siamo svegliati adesso, perché noi parlamentari e soprattutto noi del Movimento 5 Stelle lo stiamo chiedendo a gran voce da molto tempo. Il limite del 30% giugno l'abbiamo inserito, è vero, in legge di bilancio, ma perché l'alternativa era quella di approvare quanto richiesto dal ministro Franco e dal presidente Draghi, quello di limitare solamente agli ISE sotto una certa cifra. Per quella, come abbiamo sempre detto noi, non era la soluzione idonea, quindi per mettere un paletto, perché ci è stato richiesto dal governo di mettere un paletto, abbiamo scelto di mettere questo il 30 giugno, però nell'ottica di cercare di spostarlo. Cercare di spostarlo però tenendo conto che questi 6 mesi del 2022 fosse possibile utilizzare appieno la misura, e così non è stato. Non è stato per volontà non del Parlamento ma del governo, in particolare sempre dalle due persone che ho detto prima, cioè il ministro Franco dell'economia e il presidente Draghi, quello di dare una stretta alle cessioni del credito, come è successo prima con l'antifrode, poi con il decreto antifrode, poi con il decreto sostegni ter, che siamo intervenuti per cercare di limitare i danni, ma il lavoro non è finito, però chiaramente si è andato perso, vuoi per questo motivo qua, vuoi per le problematiche che abbiamo dell'aumento dei prezzi, anche dovuti dalla crisi ultima, insomma, della guerra in Ucraina, hanno fatto perdere tempo molti dei cittadini, e quindi i cittadini che sono proprietari di case unifamiliari risultano svantaggiati rispetto a quelli che abitano in condomini. Adesso abbiamo cercato, non ultimo nel decreto che abbiamo approvato giusto oggi alla Camera, il decreto energia, di fare una proroga, ma purtroppo nel decreto non c'erano disponibilità economiche, e ricordo che le disponibilità economiche le mette a disposizione il governo e non il Parlamento, e con la promessa però da parte del governo di fare una proroga, non sappiamo ancora di quanti mesi, nel prossimo decreto di aprile, che dovrà essere licenziato dal CDM, in teoria con i soldi messi a disposizione dal documento di economia e finanza, il cosiddetto DEF, tra Pasqua e il 25 di aprile. Quindi abbiamo una promessa, chiaramente non è una norma, non è un qualcosa di più, insomma è una promessa da parte del governo che farà questa proroga. Continueremo a pressare perché questa proroga sia più lunga possibile, per dare modo ai cittadini, ai proprietari degli unifamiliari, di recuperare il tempo perso. Ecco, certo che di proroga in proroga non si costruisce un certo tipo di continuità. Non ce l'ho con lei, Sut, non ce l'ho con i Esatto. parlamentari, solo che alla fine, se bisogna costruire una progettualità, non è che si va avanti di 4 mesi in 4 mesi. È vero che siamo in momenti di emergenza, adesso la guerra in Ucraina, prima c'era la pandemia, però anche, immagino, le famiglie devono organizzarsi in qualche modo, devono organizzarsi anche il settore edile, e non vorrei che ci fosse un altro tipo di speculazione, no, Puschiasis? Assolutamente sì, noi ci troviamo purtroppo a fare i conti con una norma del 2020 che è nata in un contesto completamente diverso da quello attuale,
contesto coronavirus e che aveva un senso, che era quello di dare un forte impulso all'economia al fine di sostenerla in un momento di totale lockdown. Questo super bonus al 110%, insomma, ha destato qualche sospetto fin dall'inizio per la percentuale, perché va oltre quello che è l'importo dei lavori, e questo ovviamente ha alimentato le speculazioni nel settore edilizio e delle materie prime. Quindi ci troviamo con materiali che sono oggi quasi introvabili per la grandissima domanda, ma che hanno subito degli aumenti anche del 150%. Pensiamo ad esempio al cappotto, all'alluminio, all'acciaio, ai calcestruzzi, quindi veramente ai serramenti. Ci troviamo con le famiglie che si trovano assolutamente disorientate oggi per diversi motivi. Il primo motivo è ovviamente questa grandissima richiesta che sta mettendo sotto pressione proprio il mondo della produzione, quindi non si riescono a trovare delle imprese che possano effettuare in tempi rapidi, perché stiamo parlando di una scadenza per le unifamiliari al 30 di giugno del 2022, gli interventi nelle case. Quindi ci troviamo con tante famiglie che hanno sottoscritto dei contratti, che però non stanno vedendo l'inizio dei lavori, che si trovano con notizie che provengono da Roma di possibili interventi normativi per prorogare il termine, ma che non hanno assolutamente nessuna garanzia, e quindi oggi non sanno se potranno accedere al 110, se si troveranno in mezzo a dei lavori con una scadenza imminente e preclusi dalla possibilità appunto di accedere al 110, e quindi dovranno pagare di tasca loro degli interventi, quindi non sanno se hanno abbastanza disponibilità finanziaria per poter sostenere degli interventi che ovviamente possono subire nel corso del tempo degli incrementi rilevanti. Oggi abbiamo la guerra Russia-Ucraina che va a sommarsi a tutti gli altri problemi che abbiamo prima e che rende ancora più incerto qualsiasi lavoro. Ricordiamo come diverse famiglie stiano subendo addirittura anche un ritardo nella consegna di ad esempio serramenti, porte d'ingresso, ma anche di impalcature per poter realizzare i cappotti, e lo stesso materiale per fare i cappotti è difficilissimo da trovare. Quindi in un momento di assoluta incertezza, il fatto che si sia ancora qui a fine aprile a discutere su una proroga o meno di un super bonus per le famiglie è alquanto imbarazzante. Scusatemi se sono così schietta, ma sinceramente non possiamo continuare sempre ad andare avanti con una normativa emergenziale per cercare di tappare i buchi dati da una normativa del 2020 che è stata scritta in modo abbastanza lacunoso, che ha permesso di appunto anche un proliferare di soggetti in questo settore che ci hanno marciato. Parliamo dei general contractor, che in alcuni casi sono sì soggetti seri, ma in tanti altri, insomma, abbiamo visto, no, che cosa hanno combinato, e hanno purtroppo portato diverse famiglie oggi a trovarsi con delle cessioni dei crediti attivate nel loro cassetto fiscale per lavori ad oggi mai fatti. Mi pare di capire, Puskiasis, la politica non è riuscita a intervenire con delle soluzioni. Sì, mi pare di capire, Puskiasis, che la norma sarebbe anche buona, cioè il principio più che altro, non la norma, il principio sarebbe ottimo, buono, insomma, perché permetterebbe di rivalutare la propria casa anche in un tema di sostenibilità ambientale di cui tanto si parla. Per come è stata gestita probabilmente no, non si sa per colpa di chi. Le faccio una domanda brevissima: lei prorogherebbe a questo punto, dopo il 30 giugno? Ma assolutamente sì che prorogherei perché ci sono tantissime famiglie che avevano programmati dei lavori con una scadenza appunto al 36 per il primo 30% e al 31/12/2022 per la conclusione dei lavori, ma purtroppo per cause anche sopravvenute, ma per cause che si conoscevano anche già da prima, perché già dall'anno scorso abbiamo registrato un ritardo nella consegna dei materiali, si trovano impelagate in contratti che probabilmente entro il 30 di giugno non troveranno neanche un principio di esecuzione. Sì, non vorrei Sul fatto della norma, che è una norma che ha effettivamente un senso, è vero, ha assolutamente un senso, perché quello di riqualificare
un patrimonio edilizio italiano che in tanti casi insomma è carente, soprattutto dal punto di vista sia statico che energetico, quindi sotto due profili veramente importanti, sia per la sicurezza sia anche per il risparmio nella bolletta. E ovviamente anche il meccanismo della cessione del credito è un meccanismo assolutamente innovativo che ha permesso anche a coloro che non hanno capienza reddituale IRPEF di poter beneficiare dei bonus, perché altrimenti questi bonus erano solo ad appannaggio dei più ricchi. Sì, mi pare, e Sut, veramente 40 secondi o 50, insomma, poi andiamo in pubblicità e ricomincerò di nuovo da lei. Insomma, da convincere Draghi e Franco in tutto questo. Peraltro i numeri sono buoni, no? Anche in Friuli Venezia Giulia. Cioè, nel senso, la bontà è testimoniata dai numeri, no? Della gente che ci crede in questo provvedimento. La misura è indubbio che sta funzionando, poi magari avrò modo, io seguo la dottoressa Pustiasi sugli articoli insomma, che leggo sui giornali, interventi in TV che ha fatto e non ho ancora avuto occasione di poterli incontrare di persona. Ecco, questa è l'occasione giusta, Sut, cioè porti la testimonianza dei consumatori direttamente anche tra i banchi del Parlamento, del governo, forse. No, ma certo, io sono in contatto veramente con tutta Italia di chi si occupa, chi utilizza, ma soprattutto chi lavora con le associazioni e anche direttamente con l'impresa, quindi non ne approfitterò appena possibile di poterli incontrare anche per capire quali lacune di cui parlava e se fossero veramente reali, siano disponibili, insomma, come ho detto, ascoltiamo veramente tutti. Noi la misura l'abbiamo costruita anche assieme ad ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la rete delle professioni tecniche, quindi tutti gli ordini di ingegneri, architetti, periti e geometri, quindi e anche le ulteriori modifiche che abbiamo fatto, le abbiamo sempre fatte concordate anche con loro, perché poi sono loro che devono utilizzare. E coinvolgiamo anche i consumatori, prezzi, ecco, dai, anche per le prossime norme. Io la posso stoppare, andiamo in pubblicità, perché sennò dopo sì, mi creano problemi, insomma, non ci pagano, come si suol dire. Andiamo in pubblicità. Bentornati in collegamento con Screenshot, puntata dedicata al super bonus. Si parla di truffe, sempre che siano legate solo unicamente al super bonus. Si parla di proroghe, sempre che avvenga questa benedetta proroga sul super bonus per le villette unifamiliari. Stiamo sentendo i nostri ospiti in collegamento, da una parte Luca Sut, parlamentare del Movimento 5 Stelle, dall'altra parte Barbara Puschiasis, presidente Consumatori Attivi. Ha sentito che ho detto truffe? Sut? Ci sono truffe nel super bonus? Oggi è venuta fuori anche una notizia che c'è un consorzio napoletano che praticamente non ha mai eseguito i lavori, chiedeva in anticipo i soldi, oppure li faceva male o li faceva parzialmente, poi sono fuggiti. Chiaramente le truffe, come in ogni cosa, esistono, ma esistono in tanti campi. Faccio un parallelismo. Ci sono dei falsi invalidi, allora eliminiamo le pensioni di invalidità perché c'è qualcuno che truffa in questo senso, oppure ancora più terra a terra, ci sono molti che non pagano il biglietto sugli autobus, allora eliminiamo gli autobus perché c'è qualcuno che non paga il biglietto. Questo è il concetto. È vero, ci sono state delle truffe. Per quanto riguarda il super bonus, è stato riconosciuto anche dal ministro Franco in aula, quando gli abbiamo chiesto di venire a informarci su quei dati che sono stati esposti da lui e dal presidente Draghi in una conferenza stampa perché chiarisse la situazione, e solamente il 3%, poco tanto che sia, ma è comunque una piccola percentuale del totale delle truffe è sul super bonus. Perché una piccola percentuale? Perché il super bonus è stato scritto e sono previsti dei passaggi tra asseverazioni, visti di conformità che devono essere realizzati da professionisti iscritti ai relativi albi che devono seguire un certo codice deontologico. Sono documenti che sono depositati sul sito dell'Enea. L'Enea può fare dei controlli e molte delle truffe sono state trovate perché Enea ha fatto dei controlli. C'è l'Agenzia delle Entrate che può controllare i cassetti fiscali, vedere se, e mandare anche dei controlli per vedere se i lavori sono stati eseguiti. Ripeto, una minima parte riguarda il super bonus, ma questo non vuol dire che sia una misura da eliminare. La maggior parte delle truffe sono sul bonus facciate. Il bonus facciate non l'abbiamo scritto noi, e questo non per passare la palla
a chi l'ha scritto, però è una misura che sinceramente, io lo dico anche tranquillamente, non ho mai molto condiviso, perché dare il 90% di detrazione fiscale poi con sconto in fattura su dei lavori che non portano dei benefici dal punto di vista, quasi sempre, perché in alcuni casi sì, per come è stata scritta, ma non portano dei benefici dal punto di vista del risparmio energetico, dare una percentuale così alta penso che non sia corretto. Il superbonus invece è vero, dà una percentuale del 110%, quindi un 10% in più rispetto ai lavori eseguiti, ma perché porta dei benefici anche per il nostro paese, perché dobbiamo raggiungere gli obiettivi di riduzione anche dei consumi e quindi di efficientamento energetico, e il superbonus va su questa strada, e ci è stato riconosciuto anche dall'Europa questo. Riconosce che è una misura che sta funzionando. Sì. Ci Sì. sarà sicuramente dei migliorativi ancora da fare, ne abbiamo fatti molti. Come ho detto, io sono aperto ad ascoltare anche dalla parte dei Sì, consumatori, sì, questo da l'abbiamo parte della capito. dottoressa, Certo. per discuterne. Però questo, ripeto, non è corretto distruggere una norma perché non piace a un ministro dell'economia o del presidente del Consiglio. E ripeto, la proroga la stiamo chiedendo da molto tempo e deve concederci al governo, perché è il governo che Sì, mette i soldi, e lo percepisco, continueremo a fare. percepisco che insomma che se arriva questa proroga è una specie di contentino, insomma, per tenere buoni tutti quanti. Quasi, scusi se glielo dico, No, insomma, perché se una proroga di allora 3-4 mesi dico diventa che se più la che una proroga sarà necessità, di sembra pochi quasi una mesi, questione di dare un contentino. sicuramente non sarà un contentino che accetteremo. Ok, Puschiasis ha sentito un po' quello che ha detto Sut, cioè nel senso truffe ci sono nel superbonus, ma non sono la gran parte di quelle truffe, gran parte che sono avvenute invece nella questione del bonus facciate. Magari lei ci può dare un decalogo anche, non dico di farlo lungo 6 minuti adesso, con quelli che ci separano dalla fine della trasmissione, magari un aiuto ai telespettatori per capire quando si rischia di essere truffati oppure no e come mettere le mani cosiddette avanti per cercare di evitarle. Allora, ai nostri sportelli in realtà noi abbiamo registrato solo truffe legate al superbonus, però i dati dicono anche altro, cioè dicono che siano diverse invece le truffe riferite al bonus facciate. Diciamo che il superbonus è la misura un po' più attuale e più sfruttata in questo periodo. Quindi attenzione, nel momento in cui valutiamo di effettuare appunto degli interventi con il bonus 110, affidiamoci come prima cosa a dei tecnici del territorio, quindi dei tecnici che hanno una storia nel nostro territorio, parlo di ingegneri, architetti, geometri, iscritti agli ordini territoriali e con i quali quindi riusciamo ad avere un rapporto, insomma, vis-à-vis e costante. È importante partire da uno studio di fattibilità serio, che quindi è uno studio che fa uno screening del nostro immobile, fa una fotografia di quella che è la classe energetica o il livello delle strutture ad oggi e pone degli obiettivi che possono essere raggiunti con degli interventi che vengono individuati appunto nello studio di fattibilità. Deve essere fatto ovviamente un computo metrico, cioè dobbiamo avere la cognizione di quella che deve essere la spesa che ci troveremo ad affrontare per quegli interventi, ed è importante anche che venga fissata una data di fine lavori direttamente nel contratto. Dico queste cose perché purtroppo nei casi di truffe che noi abbiamo riscontrato tutti questi elementi e questi passaggi non erano stati fatti. Abbiamo visto dei contratti dove non era neanche previsto un termine per i lavori, non era neanche prevista una penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori e nella consegna dei lavori. Quindi attenzione a questi passaggi. In alcuni casi abbiamo trovato anche dei contratti dove non veniva allegato un computo metrico. Quindi attenzione a tutto questo. Per quanto riguarda l'impresa che deve effettuare i lavori, scegliamo un'impresa sempre del territorio. Io continuo a battere su questo, ma perché anche nell'ottica del super bonus e di tutti i bonus Diamo un edilizi, la vantaggio al nostro ratio è quella di territorio. dare linfa al territorio, cioè che sia Sì, anche sì. un aiuto al territorio, oltre al fatto che ovviamente se l'impresa è sotto casa abbiamo più facilità nel caso di ritardi o esecuzioni
dei lavori fatti male, di poter andare addirittura nella sede a suonare il campanello a chi ci ha fatto i lavori male. Quindi importanti sono questi aspetti. Poi teniamo sempre sotto controllo il cassetto fiscale. Dobbiamo imparare tutti a utilizzare i mezzi digitali. Abbiamo questa possibilità di accedere alla nostra posizione fiscale semplicemente con un clic da casa, avendo le credenziali SPID, e quindi veramente in un attimo possiamo controllare se sul nostro cassetto fiscale sono state attivate delle cessioni di credito che noi non abbiamo mai autorizzato e per lavori mai effettuati. Proprio perché le truffe relative a questo consorzio SGAI, ad esempio, riguardano dei lavori per i quali non era mai stato fatto nulla. SGAI aveva emesso delle fatture che purtroppo sono state validate e vistate da parte di un ingegnere, possiamo dire napoletano, e di un commercialista altrettanto napoletano, che hanno appunto dato il visto di conformità e di congruità, e in questo modo sono riusciti a far partire la pratica all'Agenzia delle Entrate per perfezionare la cessione del credito. Questo credito quindi dal committente, quindi dal cittadino, è stato ceduto direttamente al consorzio e poi il consorzio l'ha rigirato n volte. Proprio per questo è stato necessario quell'intervento normativo da parte del governo a febbraio per bloccare immediatamente tutte le cessioni e andare a definire una soluzione al fine di contenere questo fenomeno e di controllarlo. Oggi la notizia qual è? È che Banca Intesa e Unicredit sì, hanno annunciato che purtroppo avrebbero finito il plafond per poter effettuare ulteriori, cioè accogliere ulteriori cessioni di crediti di cittadini per quanto riguarda le pratiche di superbonus. E quindi anche su questo punto il nostro legislatore sarà chiamato a intervenire per riuscire a dare continuità allo strumento del superbonus e riuscire quindi a dare l'occasione ai consumatori di poter utilizzare questo strumento anche in futuro, altrimenti le banche si trovano bloccate. La ringrazio Puschiasi, siamo in conclusione della puntata e le chiedo a riguardo veramente una battuta veloce e assunta per concludere, se avendo notizia appunto della chiusura del plafond da parte di Unicredit Intesa San Paolo, se cercherete di fare qualcosa da quel punto di vista o se la proroga sistemerà tutto quanto oppure no. No, allora, chiaramente la proroga più lunga è, più sistema e aiuta tutto il meccanismo, insomma, anche per quanto riguarda la reperibilità dei materiali e del resto. Sul tema del blocco delle banche, è un tema che è da diversi mesi che stiamo riportando al governo, perché siamo in contatto anche con le banche, con le poste, che altrettanto anche loro hanno bloccato il sistema. Il motivo è perché le cessioni, per i blocchi delle cessioni, insomma, quanto previsto dal decreto sostegni ter del governo, che non siamo riusciti a livello parlamentare a cambiare in modo profondo come volevamo, ma lo faremo nei prossimi mesi, praticamente obbligando le cessioni dopo la prima solamente tra banche e istituti finanziari. Chiaramente poi le banche in pancia non riescono più a far girare questi crediti, e ricordo che appunto la misura del superbonus, come tutti quelli di bonus edilizi, sta funzionando non tanto per il 110 insomma, Sì. ma più del per cento, ma perché c'è questo giro, la possibilità di cedere i crediti. Questa è la grande novità. Quindi dobbiamo chiudere, Sut, se può arrivare alla conclusione. Stiamo cercando di togliere questo limite di cedere i crediti solo tra le banche. L'abbiamo fatto in primo passo adesso nel decreto energia, che consente un'ulteriore cessione delle banche ai propri clienti, ma dobbiamo ancora lavorare, lo stiamo facendo proprio in queste ore, per consentire in ogni fase di cessione, anche nelle prime tre, insomma, cessioni delle banche, anche lì poter cedere ai propri clienti. In questo modo diamo la possibilità alle banche di potersi liberare dei crediti che hanno in pancia e poterne acquisire di altri. Perfetto, ringrazio gli ospiti velocissimi, grazie Puschiasis, grazie Sut, buona serata a tutti. Grazie Abbiamo concluso questa puntata di Screenshot, ci vediamo domani solita ora, grazie e arrivederci.